È arrivata alle 10, puntuale, la salma di Lorenzo Albanese nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, dove era stato battezzato da poco, ad accogliere il carro funebre il silenzio della sua torre di Quartesolo, decretato dal sindaco che ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata. Ad accompagnare la piccola bara bianca per le esequie i genitori Anna e Emanuele, che riportano ancora ben visibili sul corpo i segni del drammatico incidente sulla Valsugana in cui ha perso la vita il piccolo Lorenzo dopo 18 giorni di agonia. Un silenzio denso di commozione nella chiesa strapiena accompagna la famiglia verso l'altare, troppo grande il dolore per una perdita così prematura di un bimbo di appena 2 anni. Eppure la forza della fede dimostrata dai genitori in questi giorni è talmente forte che il parroco Don Davis Gennaro ha voluto ringraziarli all'inizio della sua omelia. Quindi ve l'ho già detto più volte, grazie per la vostra testimonianza, grazie per la vostra forza, grazie per questa vostra speranza che ci dimostrate. Perché tante volte parliamo di fede, di resurrezione, di speranza con la bocca, ma viverla è diverso. E allora oggi loro confermano un po' la mia fede, questa fede che dice il Signore è risorto, Lorenzo è risorto. Dio manda il suo angelo per sostenerci, Dio ha mandato il suo angelo, il nostro piccolo Lorenzo. Quante cose buone ha portato nella vostra vita in questi 2 anni. L'altro giorno Manuel diceva, troppo perfetto, era troppo perfetto quello che stavamo vivendo. Tanta la commozione tra i partecipanti, tanti fiori bianchi e il desiderio di esprimere vicinanza a Lorenzo nella sua bara bianca, sopra la sua veste candida del battesimo. La sua foto con Topolino, il suo pupazzo preferito, a tenergli compagnia e a lato un cuore di fiori bianchi. In tanti hanno voluto contenere in un abbraccio infinito Anna e Emanuele. Ti ricorderemo sempre con grande amore. I tuoi amici del nido, i loro genitori, le educatrici, il personale ed il consiglio di amministrazione del Matteazzi. Vi siamo vicini col pensiero e col cuore in questo momento di grande dolore, con affetto profondo e sincera vicinanza.